Eccone qua. Benvenuti al nuovo articolo di Ciappana Venetica Blog. L'articolo che va a leggere un cose è antica lingua veneta, nel 500. È il quarto di quegli articoli che sto di leggere. Digitalizzazione del testo del Senado 2021 del Lunaro Veneto. Riproduzione autorizzata dall'Accademia della Buona Creanza. Nel 500, mentre il 500, particolarmente in Venecia che pubblicava molte di libri di tutta l'Italia e Europa, ha si fatto avanti per prima la forza dell'idea di ciappare il toscano per lingua comune oltre le lingue storiche, e proprio Venezia ha segato scainare alquanti autori per 200 anni a proclamare e reclamare la perfetta funzionalità della nostra lingua e il suo valore primario per una comunità tra gli ultimi in del Settecento Arcangelo Maria la Iabbia. In particolare come Mafio Venier e altri, anche Andrea Calmo ha fatto un suo sonetto col titolo Nove Maraviglie, difendendo la sua maniera di far poesia in terra lingua mare, facendosi avanti il concetto del fiorentino far lingua toscana, e il Calmo risponde dichiarando di scrivere in lingua veneta. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi, e comunque esaltare lo stesso link come faccio negli altri video. Al prossimo video.